Udienza ad alta tensione per l'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa nella sua abitazione a Conegliano, aula blindata da agenti di polizia penitenziaria e carabinieri. A parlare Joël Lorenzo, il grande accusatore che ha ribadito dopo i 2 interrogatori la sua verità. Dietro ad un paravento per motivi di sicurezza ha spiegato per filo e per segno il piano del delitto, ruoli degli imputati, orari e sopralluoghi. Joël ha subito chiarito di non aver mai saputo perché Matteo Garcia, accusato di essere l'esecutore materiale del delitto, dovesse entrare nella casa dell'anziana e dice di aver avuto solo l'incarico di portare lì Garcia e controllare che nessuno si avvicinasse alla casa. A Conegliano, a bordo di un furgone guidato dal fratello di Joël, Sergio Lorenzo, sono arrivati tutti e 3. Sergio sarebbe rimasto dentro il veicolo pur essendo l'organizzatore dell'intero piano. Durante la testimonianza proprio il fratello Sergio si è alzato rivolgendosi a Joël e urlando: "Chi ti ha detto queste cose?" Il clima in aula si è acceso tanto da costringere il giudice a far immediatamente allontanare l'imputato dall'aula. I complici sono rimasti in udienza, non potendo però vedere il volto di Joël. Quest'ultimo avrebbe inoltre scagionato la ex fidanzata Candy Rodriguez Maria, relegandola ad un ruolo marginale, avendo la donna inviato alcuni bonifici in Spagna successivi al delitto, ignorando la motivazione dei pagamenti. Ribadito il mandante del delitto, Enzo Lorenzone, ex marito della vittima, che aveva promesso una cifra cospicua ed un'abitazione a 2 piani a Sergio Lorenzo, soldi che non sono mai arrivati, tanto che Matteo Garcia, tornato in Spagna insieme a Joël, faceva pressioni ripetute per ricevere il compenso. A non parlare è il detenuto che, anziché a Lorenzon, ha passato il bigliettino alla polizia penitenziaria del carcere di Treviso. Lui, trasferito al carcere di Padova, oggi in condizioni più restrittive rispetto a prima, ha scelto di non volersi nemmeno identificare, ma le sue dichiarazioni, rilasciate i giorni successivi al fatto, sono state acquisite dunque valide nel processo. Al banco dei testimoni anche la donna residente a San Biagio di Callalta, che per un periodo ha avuto rapporti con Enzo Lorenzon. A lei quest'ultimo avrebbe promesso dei soldi per trovare qualcuno che potesse uccidere o mandare in sedia a rotelle o spaventare Margherita Ceschin. Un'udienza a Fiume che ha visto anche la deposizione di un carabiniere del nucleo investigativo che ha illustrato tutti gli elementi, dai video ai tabulati telefonici che collocano i 3 nei pressi della casa della pensionata nel giorno del delitto ed in quelli precedenti. Gli avvocati della difesa degli imputati Fabio Crea e Mauro Serpico hanno intenzione di far parlare Matteo Garcia e Sergio Lorenzo per raccontare la loro versione a fronte di una testimonianza che di fatto li inchioda e conferma l'accusa di omicidio volontario aggravato e premeditato, reato che prevede l'ergastolo.